Questa sera al Pala Tedeschi va di scena il derby giallo-rosso per la 18ª giornata in Serie A. Il GGT Moerra Benevento 5 ospita la Roma 1927. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo. Andiamo alla lettura delle formazioni con il Benevento, con due assenze importanti, quella di Lolo Suazo che non ha recuperato dal suo infortunio e quella dell'ultima ora di Colletta. Fausto Scarpitti schiera col numero 3 Josema, numero 6 De Crescenzo, 8 Jonas, 9 Fabigno, 10 Titon, 12 Ielmi, 14 Volonnino, 17 Arvonio, 20 Guerra, 21 Pastore, 22 Marchesano, 32 il giovane Parrella. La Roma, senza Marcelinho squalificato e De Eugenio infortunato, va col numero 2 Ercolessi, 7 Isgro, 8 Murillo, 13 Ducci, 15 Borolo, 17 Seferi, 18 Avellino, 20 Fortino, 24 Biscossi, 26 Cutruneo, 28 Caiche Rodriguez, 77 Dimas, allenatore Fabrizio Reale. Il primo arbitro, l'internazionale Dario Pezzuto della sezione di Lecce, il secondo Amedeo La Calamita della sezione di Bari. Il crono sarà diretto da Paolo De Lorenzo della sezione di Brindisi. Quindi Roma, Benevento Roma e Feldi Meta chiudono il 18° turno dopo davvero una scorpacciata di futsal all'indomani del turno infrasettimanale, con il Benevento che arriva dalla sconfitta di Padova per 5-2. Roma invece che ha trovato i 3 punti in casa. Roma che invece arriva dalla sconfitta di Pesaro in trasferta. Benevento che dopo la vittoria contro il Sala Consilina di gennaio, sempre nel turno infrasettimanale, ha registrato 4 KO di fila. Tutto pronto per questa partita, con la foto di rito per il Benevento. A breve arriverà anche quella per la Roma 1927, una delle 8 squadre che parteciperanno alle Final 8 di Iesi in programma a marzo. Roma in maglia bianca e Benevento in maglia giallorossa, come abbiamo detto all'inizio cronaca. Il derby giallorosso, Benevento che dovrebbe attaccare da sinistra verso destra in questa prima frazione di gioco, Roma da destra verso sinistra. Andiamo anche a leggere i quintetti, con il Benevento che schiera Ielmi, Josema, De Crescenzo, Fabigno e Titon. Risponde la Roma con Caiche tra i pali, Avellino, Murillo, Dimas e il capocannoniere della Serie A Fortino, con 18 reti all'attivo fin qui. A dare il calcio d'inizio sarà la Roma. Arriva il fischio di Pezzuto, parte Benevento Roma con il primo possesso degli ospiti, con Dimas rientrato dalla squalifica, calcia col mancino addosso a Fabigno. L'ultimo tocco è del giocatore della Roma e quindi sarà rimessa per la squadra di Scarpitti. Josema, Titon in avanti per Fabigno, colpo di testa di Lucio Avellino. Fortino non riesce a servire Dimas e quindi Titon si mette in proprio. Titon che oggi compie 34 anni. Autore di 7 reti con la maglia del Benevento, 8 nel complesso. Ha iniziato la stagione con il Pirossigeno Cosenza. Ormai idolo della tifoseria del Benevento. Josema, palla fuori, colpo di testa di Fortino che la alleggerisce e la tira in campo. Poi colpo di petto di De Crescenzo, l'unico diffidato quest'oggi in campo tra le due squadre. Avellino, Murillo, Dimas di prima per Fortino che cercava il movimento di Murillo. Provvidenziale l'intercetto di Josema perché Murillo era di fatto in porta. Iniziato a guadagnare metri la Roma. Eccolo qui Fortino inquadrato. Un'altra grande stagione per un giocatore davvero immenso. Qui Avellino sbaglia il passaggio, Fortino deve arretrare, serve Caiche Rodriguez che avanza, supera il centrocampo, in buca per Murillo e quindi Fortino. Murillo, Fortino,
Biscossi, scusate, Dimas, Biscossi in panchina, Titon la mette fuori. Ancora Avellino, intercetta De Crescenzo, riparte Fabigno. Titon per Yelmi. Torna tra i pali il portiere di proprietà della Feldiebolo. Intanto De Crescenzo per il gol di Josema. Grande azione del Benevento con la rete dello spagnolo sullo splendido assist di De Crescenzo. Gol numero 5 per Josema. In campionato, terzo con la maglia del Benevento, si sblocca il punteggio dopo 1 minuto e 24 secondi. Splendido schema, rivediamo il lancio di Yelmi, la sponda di De Crescenzo e il destro di prima intenzione di Josema che batte Caiche e fa 1-0. Avellino sbaglia il passaggio, corre qui Murillo, poi viene rimontato da Titon che poi spara in avanti ma trova Fabigno che salta Avellino. Fischiato ora il fallo da Pezzuto che ha atteso l'evoluzione dell'azione. Arriva il primo fallo del match, lo ha commesso Avellino e quindi poco fa l'1-0 del Benevento con la rete di Josema. Tanto qui sbaglia Titon, recupera palla Murillo, l'assist per Fortino. Yelmi, gran parata su Fortino, un rigore in movimento per il numero 20 che ha tentato il piazzato. Bravo con la mano sinistra Yelmi, già subito l'occasione per la Roma di impattare il punteggio. Attenzione ancora a Fortino che calcia sul fondo. Rivediamo intanto la chance per Fortino sull'errore di Titon che si è fatto rubare palla da Murilo Ferreira. Lancio di Yelmi per Titon che la tiene in campo con la spalla. Alla fine Caiche, serve Avellino. Murillo torna da Avellino, pressione di De Crescenzo, cerca e trova Fortino. Avellino tra le linee, scappa via. Ottima azione della Roma. Poi Dimas, palla per Murillo. Dimas. Avellino. Ancora Murillo. E quindi Avellino di prima, la palla arriva a Yelmi, già sollecitato dalla Roma poco fa con l'occasione per Fortino. Qui Titon non si intende con Fabigno, palla che termina fuori, rimessa. Rivediamo il mancino di Fortino dopo aver sfiorato il pareggio. 1-2, attenzione, lotta qui Avellino con De Crescenzo. Alla fine l'ultimo tocco credo sia del giocatore autore dell'assist. Palla al centro, il gol di Murillo che sbuca alle spalle di Titon e fa subito 1-1, il pareggio immediato dopo 1 minuto della Roma 1927 con la rete di Murilo Ferreira che sale a 6 stagioni. Rivediamo la rimessa di Avellino per il movimento di Murillo che sfugge via e batte Yelmi. Arriva subito la reazione della Roma. Titon sterza sul mancino, rimontato e quindi Fabigno. Arbonio appena entrato, Josema. Fabigno calcia Arbonio, dritto per dritto, palla sul fondo e quindi dopo 3 minuti già 2 reti qui al Palatedeschi. Prima quello di Josema e poi il pareggio di Murillo. Isgro, appena entrato, gioca il suo primo pallone. Eccolo qui l'autore del pareggio. Torna da Isgro che imbuca per Fortino. Spalle la porta, cerca e trova il numero 7 che avanza la sua posizione. Ancora Isgro che torna da Fortino, movimento di Avellino servito. Il numero 18 va da Murillo che non ha molte alternative, quindi ricomincia da Isgro. Fortino perde palla sull'attacco di Josema che va da Fabigno e quindi Titon. 1-2 con Fabigno, deve intervenire Avellino con un grande intervento a fermare la corsa del numero 10. Poi Titon voleva Fabigno, intercetto dell'ex giocatore della Sandro Abate. Si riparte da Josema, Arbonio, Josema. Fabigno di prima vuole far correre Titon, passaggio lungo del pivot brasiliano. E intanto Titon lascia il posto ad Alele Bolonnino. Entra in campo anche Marco Ercolessi al posto dell'autore dell'1-1 Murillo. Con Reali che sta iniziando un po' a mischiare le carte. Si scalda anche Biscossi. Pronto Jonas invece per Scarpitti. Eccolo qui Ercolessi che gioca il suo primo pallone. Avellino. Isgro. Avellino.
Isgro, Fortino, Ercolessi, avanza il numero 2, ancora Ercolessi che carica il mancino, strozzato sul fondo, ci ha provato l'ex giocatore di Real San Giuseppe Napoli, tra le altre recordman di presenze della nazionale azzurra, il numero 2. Arbonio, Bolonnino, ancora Lele Bolonnino che tenta di saltare Isgro che lo rimonta, Ercolessi, Isgro, Avellino, Fortino 1-2, ancora Avellino che torna da Fortino che viene recuperato, rimontato da Josema. Credo sia calcio d'angolo per la Roma, sì. Palla fuori, Fortino al volo, la parata di Yelmi, poi la palla carambola sul corpo di Bolonnino, altro calcio d'angolo per la Roma che ora sta attaccando alla ricerca del gol dell'1-2. Ci prova Avellino, ha colpito Isgro e quindi sarà rimessa dal fondo. Anzi no. Sarà calcio d'angolo. Palla fuori, Fortino ci riprova, Murato. Avellino lascia il posto a Murillo che rientra in campo. Ercolessi. Isgro. Si accentra il numero 7. Murillo. Fortino. Ercolessi. Isgro. Fortino di prima, la palla arriva a Murillo che riesce ad arrivare sulla sfera ma non riesce a dar forza al pallone. Yelmi riparte. Josema non si intende con Arbonio, regalano i due un calcio d'angolo alla Roma. Palla fuori, Murillo intercetta Josema che riparte, transizione Benevento, ancora Josema, la palla è per Arbonio, bravo qui Murillo che rimedia il suo errore, si scusa con Fortino, rimessa in zona d'attacco per il Benevento, mentre stiamo per entrare nel 7° minuto di questa prima frazione di gioco, 1-1 il punteggio, in un minuto il botta e risposta tra Josema e Murillo. Palla fuori per Arbonio che va all'indietro da Yelmi, lancio lungo per Josema, Ercolessi legge bene la situazione e la mette fuori, rimessa Benevento, entra in campo Dimas al posto di Fortino, Jonas, Arbonio, Bolonnino, va a duellare con Isgro, Josema, calcio, la deviazione di Jonas, palo! Benevento vicino al 2-1 con la deviazione fortuita di Jonas. Il tiro di Josema andava sul fondo. Dimas vuole calciare, viene raddoppiato a vista, poi serve Isgro. Yelmi respinge, la palla resta a Murillo. Giocata qui di Bolonnino che riparte. Ancora Bolonnino, il passaggio lungo per Jonas. Gli applausi comunque convinti del Palatedeschi con il Benevento che davvero sta provando con tutte le sue forze a giocare la partita. Rivediamo intanto il palo da parte di Jonas e poi la parata di Yelmi. Isgro in buca per Dimas, serve Murillo che ha spazio, la palla resta lì, Dimas il tocco sotto, 1-2, il rimpallo ha favorito il 77 che va in doppia cifra, gol numero 10 per Dimas che quindi firma il sorpasso della Roma a 13:40. Rivediamo la conclusione deviata, numero 77 si fionda sulla sfera, tocco morbido che scavalca Yelmi per l'1-2 e quindi la Roma completa la rimonta e passa in vantaggio. Corre Fabinho che apre il destro, la palla però è uscita in precedenza, quindi sarà rimessa per la Roma. Pronto Biscossi ad entrare per Reali.
Lotta qui Arbonio con Dimas. Isgro. Calcia col mancino, palla sull'esterno della rete. Jonas, Bolognino. Arbonio. Bolognino. Titon. Jonas. Apre il destro. Siqueira attento sul primo palo. Scusate, Rodriguez. Kaique Rodriguez. Abbaglio mio personale. Rivediamo il destro di Jonas. Bravissimo. Kaique a dire di no. Palla fuori per Bolognino. Titon. Ci prova Guerra ancora. Kaique attento sul primo palo. Isgro. Ercolessi. Murilo. Isgro riesce a servire Ercolessi che allarga il gioco splendidamente per Murilo che rientra sul destro. Lascia Isgro. Calcia Isgro con i piedi. Yelmi la mette fuori. Rimessa per la Roma. 12:10 da giocare. 1-2, doppio cambio per Reali, anzi triplo. Entra anche Cutruneo, oltre a Biscossi, Fortino ed Avellino. Classe 2006, Ivan Cutruneo. Biscossi, Avellino. Biscossi, Avellino. Ancora Biscossi. Sempre Avellino, si fa vedere Cutruneo, movimento alle spalle di Guerra, Fortino, Biscossi, Kaique. Giocata qui di Cutruneo che stava per scarpar via Jonas, però la palla esce. Guerra, Josema. Titon, fronteggiato da Fortino, l'ultimo tocco è di Titon. Secondo pezzuto, rimessa per la Roma. Biscossi, Avellino, Cutruneo, Kaique. In avanti Avellino, calcia! Aveva visto Yelmi fuori dai pali. Ottima conclusione dell'ex giocatore della Sandro Abate. Rimessa per il Benevento. 11:19 da giocare. 1-2 il punteggio. Jonas. Titon si complica un po' la vita. La palla arriva a Jonas che scivola, forse commette fallo. Poi calcia col destro Biscossi. Viene fischiato il fallo di Jonas che di fatto scivolato, però ha colpito esteso Avellino. Arriva anche il primo fallo della Benevento in una partita molto corretta fin qui. Solo 2 falli fischiati in 9 minuti. Rivediamo l'intervento fortuito di Jonas che è scivolato, però ha travolto Avellino. E quindi calcio di punizione per la Roma. Con Avellino sulla sfera si allontana Fortino, Biscossi in area, Murilo leggermente fuori. Calcia Biscossi, trova la deviazione di Josema, corner per la Roma. Intercetta Guerra che fa ripartire Titone che ha un po' di spazio, sterza sul mancino il numero 10. Sovrapposizione di Guerra premiata, doppio passo del numero 20 che poi viene raddoppiato, rimontato da Avellino, rimessa a Benevento. Yelmi.
De Crescenzo, Guerra, Josema, Fortino la tocca sulla pressione, poi l'ultimo tocco nel rimpallo è stato di Josema, quindi la rimessa è per la Roma. Avellino, Fortino non calcia, Murillo, Fortino, Biscossi. Ancora Avellino che sollecita Caiche. Sbaglia però il 28 il tocco per Murillo. Josema. Ha provato. Ti torna a chiudere il triangolo chiesto da De Crescenzo. Bravo Murillo a leggere il gioco. (10:23) al termine del primo tempo, rimessa per il Benevento. De Crescenzo, Titon, Josema, spazio De Crescenzo che avanza, rimontato da Fortino, poi Guerra si accontenta della rimessa. Avanza qualche metro il Benevento. Guerra, Josema, Titon, De Crescenzo, spazio, calcia, rimontato da Murillo che smorza il mancino di De Crescenzo. Palla comodamente tra le braccia di Caiche che fa ripartire lo stesso Murillo, che avanza e serve Biscossi in orizzontale da Avellino. Quindi Fortino, Murillo. Attenzione al numero 8 che scivola e riparte De Crescenzo. Passaggio lungo per Titon, sprecata questa potenziale occasione per il Benevento con De Crescenzo che chiede scusa a Titon dopo che Murillo aveva perso palla. Rientra in campo Antonio Dimas, l'autore dell'1-2 al posto di Matteo Biscossi, e Caiche mette la palla in campo. Avellino, Fortino, nuovamente Avellino. Siamo entrati nella seconda parte di questo primo tempo, 9:25 al termine del primo tempo. Fortino, 1-2 con Dimas che non si chiude, quindi Josema all'indietro per Yelmi. Lancia a lungo, non trova Guerra. Dimas, Fortino, Murillo. Dimas tenta la giocata, trova la deviazione di De Crescenzo, poi batte subito. La palla è ancora in possesso della Roma con Avellino che cerca Dimas in verticale. Alla fine alla meglio De Crescenzo, rimessa per il Benevento. Josema, pressato da Avellino, saggiamente la mette fuori. Fabinho non ci è arrivato. Time out per Reali. Il gol di Murillo ha fatto perdere qualche certezza al Benevento dopo aver sbloccato l'incontro con la rete di Josema, come già successo martedì a Padova dopo l'1-0 di Arbonio sull'assist di Fabinho. È arrivato subito il pari di Gargantini. La squadra di Scarpitti ha perso qualche certezza e il Petrarca ad inizio ripresa ha di fatto chiuso la partita portandosi sul 4-1. Indicazioni dei due allenatori, con la Roma che è la terza squadra ad avere il miglior rendimento esterno dopo Feldi e Napoli, conquistando ad oggi 15 dei 29 punti in classifica. Benevento invece che dei 9 punti conquistati 8 li ha presi qui al Pala Tedeschi, frutti di 2 vittorie e 2 pareggi. Attenzione a Fortino,
palla addosso a Dimas, riparte Fabinho ma la palla è uscita. Un Avellino che chiede scusa al pubblico del Palatedeschi per aver spazzato in tribuna la sfera. Ercolesi, Avellino, Isgro. Dimas, passaggio di ritorno, capisce tutto Titon. Fabinho un po' di spazio, sterza sul destro e serve Josema. Ancora Fabinho che cerca e trova Arvonio, un po' complicato, Arvonio non ci arriva. Dimas, ancora Dimas, perde palla. Josema subito da Titon. Calcia Josema, male questa volta, palla sul fondo. Sarà rimessa per Kaique Rodriguez, classe 2002. Si è ripreso dopo lo scontro di alcuni mesi fa con Molaro, fortunatamente. Avellino, Isgro, Ercolesi, intercetta Josema ma con la mano secondo l'arbitro e quindi arriva il secondo fallo del Benevento. Indicazione di Pezzuto. Josema, Bolonnino, Arvonio, Josema, ancora Bolonnino, palla deviata, Avellino la mette fuori, corre Bolonnino, arriva il fallo, credo di Sgro su Bolonnino, calcio di punizione dal limite per il Benevento. Rivediamo intanto l'intervento pulito secondo l'arbitro di Avellino, falloso invece quello di Sgro su Bolonnino. Time out per Scarpitti che vuole approfittare di questo calcio piazzato, vuole dare le indicazioni ai suoi. È stata una 18ª giornata con tante sorprese, con il 4-4 tra Pomezia e Sandro Abate e Cositi che ha battuto 3-2 il Petrarca, ma il Petrarca attraverso i social ha fatto sapere di aver presentato ricorso. Poi la vittoria del Napoli per 6-2 sul campo del Pesaro, il 2-2 tra Sala Consini dell'84, il colpaccio del Vitulano Dragstore Manfredonia che ha espugnato Treviso battendo la Came per 4-3. Un'altra vittoria importantissima in chiave salvezza per l'Active Network che ha espugnato il campo del Pirossigeno Cosenza per 3-1. Tanto rivediamo ancora l'intervento di Avellino, poi quello falloso da parte di Sgro su Bolonnino. Punizione De Crescenzo sulla sfera, Josema e Titon fuori, in area solo Fabinho. Murillo si stacca, si mette sul palo, in barriera Fortino ed Ercolesi con Avellino pronto ad uscire. De Crescenzo per Titon che colpisce Avellino che poi spazza via. De Crescenzo subito per Josema, Fabinho, Josema rischia sull'attacco di Sgro e serve Yelmi. Josema, De Crescenzo non la tiene in campo il numero 6 sull'attacco di Dimas, poi lascia il campo a Bolonnino, rientra anche Arvonio, escono Titon e De Crescenzo. Avanza Kaique che ha un po' di spazio, Dimas, Avellino, Ercolesi, Yelmi in due tempi la tiene.
Fabinho, Arbonio, Bolognino, ancora il numero 14 in possesso, in buca per Fabinho che riesce a tenerla sull'attacco di Avellino, poi Arbonio per Bolognino che si inserisce, Bolognino, Caiche dice di no, ancora Bolognino che non riesce a servire Arbonio, occasionissima per il Benevento di fare 2-2, bravo Caiche nell'1 contro 1 con Bolognino, ancora Fabinho, Josema, Bolognino, Arbonio, Fabinho, calcia Arbonio addosso ad Avellino che poi ha qualche problema fisico. Rivediamo la grande occasione per Bolognino che ha tentato il lob, bravo Caiche a respingere, poi Bolognino nella respinta non è riuscito a servire Arbonio, si è salvata la Roma, si rialza Avellino, rientra in campo Biscossi al posto di Sgro, lentamente Avellino sta per lasciare il posto a Murilo. Perché bagnato, Bolognino pronto alla battuta, palla per Fabinho, spalla la porta, torna da Ielmi e quindi Bolognino. Arbonio anticipato da Ercolessi, riparte il numero 2, palla per Biscossi, si distende la Roma, Murilo, Fortino in solita posizione di centrale, Bolognino, guarda Josema ma anticipato da Murilo, quindi Biscossi, Fortino, Biscossi, Murilo, ancora per Ercolessi, non la tiene in campo l'ex giocatore del Napoli, rimessa per il Benevento. Tanto rientra Jonas che sull'1-1 ha colpito un palo. Titon, Bolognino, Jonas, Josema voleva Bolognino, i due non si sono capiti, palla che si spegne fuori, rimessa per la Roma, 4:49 da giocare. Murilo pronto alla battuta, 1-2 con Ercolessi, ancora Murilo, ritmi un po' bassi in questa fase del gioco. Biscossi, Ercolessi fa correre il 24 che non riesce a tenerla in campo. Titon, Ielmi, Bolognino un po' di spazio, va a duellare con Murilo, ancora Bolognino, giocata di Bolognino che poi serve Jonas che praticamente non si aspettava questo passaggio di Bolognino. Biscossi, Caiche, lancio lungo, colpo di testa di Titon, poi Bolognino in versione pivot, fallo di Murilo, terzo fallo per la Roma. Titon, Jonas, Josema, Bolognino, Josema, ancora Bolognino che cerca il passaggio di ritorno, la palla però arriva comodamente tra le braccia di Caiche. Biscossi, Fortino, Murilo,
1-2 con Fortino, passaggio di ritorno sbagliato del numero 20 Titon. Jonas, Josema carica il mancino, bravo Kayike dopo la deviazione di Ercolessi. Josema palla al centro addosso a Biscossi, ci prova Titon sul fondo, occasione per il numero 10 che ha calciato male sulla ribattuta. Rivediamo prima l'occasione per Josema, bravo Kayike, e poi il destro di Titon sul fondo sul corner successivo. Fortino, Avellino, gran giocata qui di Fortino che elude l'intervento di Josema e serve Avellino, quindi Ercolessi. Fortino, Ercolessi, Fortino, Biscossi in orizzontale da Ercolessi, Avellino, Fortino, giocata, calcia, Yelmi respinge, non c'è fallo di Avellino su Jonas. Titon, Jonas, Volonnino addosso a Fortino, ancora Volonnino, arriva il fallo di Fortino sul 14 giallorosso, quarto fallo per la Roma. 2:31 da giocare, Volonnino lascia il posto a Guerra. Yelmi, Jonas, Josema, Guerra, Titon sterza, rimonta Cutruneo che è rientrato in campo, eccolo qui il numero 26 che avanza. Fortino, lotta con Josema, ancora Fortino in possesso, quindi Avellino, Cutruneo, Biscossi, Avellino col tacco, non riesce a far correre Biscossi, rientra Sgro al posto del 24. Jonas, scucchiaia per Titon, in anticipo Avellino che riparte. Fortino perde per un secondo il contatto con la sfera, poi Sgro accelera il numero 7, perde palla sull'attacco di Jonas, avvia il numero 8 che allarga per Titon che ha un po' di spazio. Titon calcia col destro, poi commette fallo Guerra su Kayike, terzo fallo per il Benevento. Siamo già dalla parte opposta con Isgro, Biscossi, anzi Dimas, Isgro, Avellino in avanti, colpo di testa di Josema, Arbonio, Titon vede la corsa di Josema, esce male Kayike, Josema, il salvataggio di Avellino che evita il 2-2, errore di Kayike nella lettura, è uscito a vuoto il 28, palla arriva a Josema che aveva trovato lo specchio della porta, salvataggio miracoloso di Avellino che evita il 2-2. Benevento vicinissimo al pari al 19esimo, poi la mette al centro, la tiene stavolta Kayike che serve Avellino come un gol, quello del numero 18. Isgro, lotta Dimas, Avellino, Isgro, fallo di Guerra su Isgro, si pareggia il conto dei falli, 4 sia per Benevento che per Roma. Murillo, Isgro, Murillo, Cutruneo, Dimas salta Josema, occhio a Dimas che tenta la giocata, Yelmi riesce a respingere,
Occasione Roma di andare sull'1-3 con Dimas, Josema, Arbogno in avanti, poi Sgro, Cutruneo, 5 secondi, Murillo carica il mancino, serve Dimas che viene fermato da Josema. La rimessa è per il Benevento, mancano 2 secondi, andrà a lungo Josema, anzi no, va da Jelmi che va a lungo. Finisce qui la prima frazione di gioco con la Roma avanti 2-1 sulla Benevento, dopo prima il vantaggio di Josema e poi l'1-1 di Murillo e l'1-2 dell'inquadrato Dimas. Noi ci prendiamo una pausa, ci risentiamo tra poco su Vivo Azzurro per la ripresa di Benevento Roma qui dal Palatedeschi.
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, siamo nuovamente in diretta su Vivo Azzurro, si ripartirà dal 2-1 in favore della Roma e rimonta. Arriva il fischio, ripartono le ostilità. Bolonnino. Colpo di testa di Fortino, poi ancora Roma. Fortino, serve Avellino che calcia male, rimontato da De Crescenzo, palla fuori, rimessa per il Benevento. De Crescenzo per Bolonnino, gran giocata del 14 che apre il sinistro, palo! Benevento vicino al 2-2. Isgro, Fortino, Murilo, Avellino, Fortino, Isgro, si distende la Roma, occhio a Fortino sull'esterno della rete. Chance subito per la Roma. Rivediamo intanto il palo di Bolonnino con il mancino. Sbaglia qui Bolonnino, non si capisce con Fabinho e arriva il 3-1 di Isgro che punisce il Benevento e fa 1-3. Gol con dedica e rete numero 4 per il numero 7 della Roma 1927. Rivediamo, non si capiscono Bolonnino e Fabinho. Ne approfitta Isgro che praticamente spiazza gli elmi. Doppio vantaggio Roma dopo 1 minuto e 10 della ripresa. C'è un problema in tribuna. Pare sia caduto un bambino, speriamo non sia nulla di grave. Momento di silenzio qui al Palatedeschi. Sembra tutto è risolto, speriamo davvero. C'è solo un forte spavento. Con Isgro che restituisce palla al Benevento perché De Crescenzo di fatto era andato a soccorrere il bambino. Si riparte. Murilo. Fallo di Fabinho. Arriva il primo fallo sull'autore dell'1-3 che ha approfittato dell'errore, dell'incomprensione tra Bolonnino e Fabinho. Ha firmato il massimo vantaggio per la Roma. Murilo. Fortino, si inserisce Murilo che va via, calcia, Ielmi dice di no. Poi Fabinho non riesce a ripartire, momento di confusione per il Benevento che ha subito il contraccolpo psicologico dell'1-3 di Isgro. Murilo.
Fortino. Lascia scorrere Fortino sull'attacco di Josema. Rimessa per la Roma. Calcia Fortino, addosso a Josema, altro calcio d'angolo per la Roma che resta lì nella metà campo della Benevento. Mette giù Isgro. Altra rimessa per la Roma. Mediazione di Volonnino. Calcio d'angolo. Palla fuori, si coordina Fortino che colpisce Sgro. Non riesce a ripartire Fabinho, fermato da Avellino. Rimessa per la squadra di casa. Josema. Volonnino che ha colpito un palo sull'1-2. Recupera palla Murillo, occhio a Fortino, saggio di ritorno, la tiene Volonnino che aveva toccato, poi riparte il numero 14 che salta Murillo, poi viene triplicato, perde la sfera. Fortino, Avellino, fallo di Volonnino su Fortino, cartellino giallo per il numero 14 del Benevento, primo ammonito del match, Alele Volonnino. Sulla sfera Murillo ed Avellino, in area Biscossi e Fortino. Anzi Dimas. Calcia Fortino. Palla fuori. Probabilmente l'ha colpita in faccia a Ielmi. Ha battuto Ielmi. Rivediamo. Sì, è stato il tocco con la faccia di Ielmi, non ravvisato dagli arbitri perché era stato concesso rimessa dal fondo. De Crescenzo in avanti per Titon, tenta di allargarsi Josema. Guerra. Il sinistro di Josema sul secondo palo, palla fuori, ci ha provato l'autore del momentaneo 1-0, entra in campo Marco Ercolessi. Fortino lancio, colpo di testa di Guerra, la mette fuori. Josema recupera la sfera. Guerra. Josema col tacco De Crescenzo riesce a servire Guerra,
voleva tornare da De Crescenzo, palla sui piedi di Fortino. Iosema, palla per Titon, colpo di testa, alla fine spazza via Avellino e Dimas completa il rinvio. Titon, Iosema, carica il destro, Caiche allunga in corner. Ci sta provando comunque il Benevento. 4 minuti 14 secondi sul cronometro, 1-3. Rivediamo il destro di Iosema dalla distanza. Calcio d'angolo, ancora Caiche che respinge, poi colpo di spalla di Dimas. La palla è uscita. Altro calcio d'angolo per la Roma, anzi per il Benevento. Iosema, palla fuori, Titon carica il destro, bravissimo Caiche che risponde presente sul destro violento del numero 10 giallorosso. Titon, fermato il numero 10, quindi Iosema. Arvonio, la palla resta al 17, Guerra, Iosema, lotta Titon che poi calcia improvvisamente col destro sul fondo. Ci ha provato il numero 10, 2 conclusioni consecutive per Titon. Si gira bene qui Dimas, non c'è fallo di Guerra, quindi Arvonio, Volonnino, Titon, fermato da Ercolessi, Titon, Volonnino, palla persa, occhio a Murillo, a tu per tu con Ielmi, attende l'arrivo di Biscossi, si salva Ielmi con l'aiuto di Arvonio. Roma ad un passo dal 4-1, rivediamo, palla persa con Murillo che ha aspettato l'arrivo di Biscossi, destro smorzato da Ielmi e poi Arvonio l'ha messa in corner, ci prova Murillo che calcia male, ma c'è stata la deviazione di Titon e quindi calcio d'angolo ancora per la Roma, però dalla parte opposta. Palla fuori, Biscossi, forte, palla che sorvola la traversa, occasione per il 24. Titon, Volonnino, Titon vuole scappare via Murillo che però riesce a rimontarlo, rimessa per la squadra di Scarpitti. Rivediamo la volée di Biscossi, Arvonio, Volonnino, Arvonio, Guerra, Arvonio, Guerra, doppio passo, torna da Volonnino, Titon col destro addosso a Biscossi, ancora Titon, ancora Biscossi, poi nel rimpallo Titon la tocca per ultimo, rimessa Roma, 13:41 da giocare, sfortunato qui il numero 10, tanto rientra Fabinho.
Murillo, Ercolesi, Dimas, Ercolesi, Dimas, 1-2, Biscossi, Ercolesi, perde palla qui Dimas, occhio ad Arbogno che ha spazio, ancora il 17 sull'esterno della rete dopo il primo tentativo di servire Fabinho. Rivediamo la palla recuperata dal 17 che prima voleva servire Fabinho, bravissimo Ercolesi, poi la palla è tornata al 17 che ha aperto il mancino sul fondo. Fortino, Murillo, 1-2 con Ercolesi, corre il numero 8, siamo già dalla parte opposta. Murillo, anche lui sull'esterno della rete, porta che si è spostata. Josema, Bolondino cerca il filtrante per Fabinho, recupera Murillo, Ercolesi, Fortino, Ercolesi in avanti, lungo dalle parti di Yelmi, Titon, non tiene in campo il numero 10, fermato da Avellino. Rientra Cutruneo al posto di Biscossi. Cutruneo in avanti, non riesce a servire Fortino. Yelmi, Volonnino, Josema in buca per Fabinho che sbuca alle spalle di Avellino. Titon cerca Josema sul secondo palo, non ci arriva lo spagnolo, rimessa dal fondo per Caiche. Tanto lascia scorrere qui Titon. Bolonnino, Fabinho, salta Avellino, va via il numero 9, serve Titon. Bolonnino, ancora Titon, Josema, di prima Bolonnino, intercetta Cutruneo. Josema, Titon, Bolonnino, Josema, calcia Fabinho, ancora Caiche, grande riflesso, la palla resta a Josema. Rivediamo il destro di Fabinho, bravo, il 28 della Roma. Lancio di Caiche per Fortino che la mette giù e col tacco serve Cutruneo e quindi Isgro. Rimessa per la Roma, non c'è fallo di Josema su Isgro. Ancora Josema che ferma il 7 della Roma, autore dell'1-3 di inizio ripresa. Tanto rientra Guerra al posto di Titon. Cutruneo, Fortino, lotta alla fine alla meglio Guerra, arriva il fallo di Cutruneo sul numero 20 del Benevento. Primo fallo della Roma in questa seconda frazione di gioco. Siamo già da Bolonnino che salta il 26, palla al centro, lotta Guerra con Cutruneo, bravo il 26 che poi duella con Guerra, non c'è fallo, alla fine la sfera arriva a Josema.
Guerra salta Cutruneo, la palla arriva a Fabinho che sterza, calcia sul fondo. Benevento vicino al 2-3 con Fabinho da Silva. Rivediamo la grande giocata di Guerra che ha saltato Cutruneo. La palla arrivata a Fabinho, suolata col sinistro. Palla fuori. Attenzione a Murillo sul fondo. Roma vicino al 4-1. Angolo già battuto. Attenzione a Fortino, palo. Le proteste della Roma. Rivediamo il tutto. Palla sul palo. La rimessa. Tanto ammonito Arbonio per proteste. Rivediamo ancora. La palla è sul palo. Ammonito anche Fortino. Gioco ancora fermo. In questa circostanza sono stati ammoniti Fortino e Arbonio. Siamo per entrare nell'ultimo quarto di gara. Roma ad un passo dall'1-4. Avellino. Isgro, Murillo, Isgro. Avellino, Murillo. Fortino. Ancora Isgro. Avellino. Salta Fabinho. La palla arriva a Bolognino che lascia scorrere, preferisce la dimessa laterale. Palla per Yelmi, pressione di Avellino, Yelmi spazza via. Tanto rivediamo ancora la conclusione di Fortino, la palla sbattuta sul palo, dando l'illusione ottica del gol con le proteste della panchina della Roma. Murillo. Murillo. Isgro, Fortino in avanti. De Crescenzo non vede Murillo che rimonta e recupera la sfera. Quindi Avellino. Giocata qui di Isgro che ne salta due, poi perde il contatto con la sfera. Recupera Josema per un momento, Avellino riesce a servire Fortino, poi Josema vuole far correre De Crescenzo, bravo Murillo, ancora Isgro. Fermato da Fabinho, rimessa per la Roma.
contatto tra Fabinho e Isgro, il richiamo da parte di La Calamità. Rivediamo, spinta di Fabinho su Isgro. Ammonito un componente della panchina della Roma. Avellino, Murillo, Josema sbaglia il controllo, occhio con 2 contro 0, va via Murillo, Fortino 1-2, traversa di Murillo, la Roma si divora il 4-1. Lancio di Yelmi, colpo di testa di Caiche, altro errore in impostazione del Benevento, rivediamo l'errore di Josema nel controllo, 2 contro 0, Fortino torna da Murillo, colpisce la traversa. Occasionissima per la squadra di Reali di triplicare il vantaggio a 8 dal termine, che poteva indirizzare in maniera forse definitiva l'inerzia del match. Titon, De Crescenzo, Josema, Arvonio, Titon, va via il numero 10, calcia col destro, la palla resta lì, Arvonio non riesce a calciare, riparte Biscossi, siamo già dalla parte opposta, Biscossi, la palla è per Dimas, velo di Josema, con Ercolessi che non ha chiuso il secondo palo, si è salvato il Benevento dopo che si era salvata la Roma sull'azione precedente. Si resta sull'1-3, 7:35 da giocare. De Crescenzo, Josema non si intende con Titon e quindi Dimas, Ercolessi in orizzontale regala palla a De Crescenzo, Arvonio non chiude il triangolo, la mette fuori Avellino che sta giocando una partita monumentale. Josema, De Crescenzo addosso a Dimas, entra Bolognino al posto di Josema, Titon, Bolognino, Titon, bravo ancora Avellino a leggere e a fermare il numero 10. Sbaglia qui Titon, calcia subito il gol da parte di Dimas, che ha approfittato subito del power play con Fortino che ha recuperato palla, la sfera è arrivata al 77, che non ci ha pensato 2 volte e fa doppietta. Gol numero 11 per Dimas, 1-4. Power play per il Benevento. Bolognino, Fabinho, Bolognino, De Crescenzo, Bolognino, Arvonio, ancora Bolognino, Titon, Bolognino sbaglia, l'appoggio per Fabinho, la palla torna al numero 14, rientra Fabinho, 6:10 da giocare. De Crescenzo, Fabinho, Bolognino, ancora Arvonio, De Crescenzo, Arvonio, Fabinho, Arvonio, Titon, De Crescenzo, ancora Arvonio, Titon, non riesce a trovare varchi il Benevento e quindi Arvonio che lascia il posto a Jonas. De Crescenzo, Titon,
Jonas, velo di Titon, Fabinho, Volonnino, Fabinho, Jonas, De Crescenzo, la palla arriva a Kaique che vuole calciare, lo fa, la palla gira, termina sul fondo di un nulla. Roma vicino al 5-1 con Kaique Rodriguez, ci ha provato direttamente dalla sua area. Ultimi 5 minuti del match. Jonas, Fabinho, Volonnino, Jonas, De Crescenzo, Jonas, Titon, De Crescenzo, ancora Jonas, Fabinho, Volonnino riesce a servire, De Crescenzo, la parata di Kaique, poi la palla attraversa tutta l'area. Non riesce a trovare la rete il Benevento. Rivediamo l'occasione con la conclusione di De Crescenzo che poi la rimette al centro. Non ci è arrivato. Titon. Lancio in avanti. Colpo di testa di Josema. Kaique poco fa vicino al 5-1. Murilo, lancio lungo, non ci arriva Biscossi. Josema, De Crescenzo, Titon, Josema, serve Volonnino, rientra Fabinho per questi ultimi scarsi 4 minuti. Josema, De Crescenzo, Josema, De Crescenzo, ancora Josema, Titon ci ripensa, Fabinho, palla sul secondo palo, Volonnino ci arriva ma non segna. A 3:26 chance per il Benevento di fare 2-4. Questa volta Josema aveva trovato un varco e Volonnino era anche un po' complicato, non era facilissimo. Lancia per Fortino, forse con la mano, no. Rimessa per il Benevento. Rientra Fabinho, Josema, Volonnino, Fabinho, Josema, Fabinho, Josema, De Crescenzo, Josema, Fabinho, Titon calcia addosso a Murilo. Josema, ancora Fabinho, Volonnino, Titon, Volonnino, Josema, Fabinho, Volonnino, De Crescenzo lotta, non c'è fallo di Sgro e quindi ancora Volonnino. De Crescenzo si complica un po' la vita, poi giocatona di De Crescenzo che va via, Titon non calcia, lascia a Fabinho, non riesce a calciare il Benevento, lo fa Josema ma addosso a Fortino. Volonnino addosso a Biscossi, corner. Era una grande occasione per il Benevento, praticamente un 3 contro 1 dopo la grande giocata di De Crescenzo. Fabinho, ancora Fabinho, Josema, De Crescenzo, Titon mette giù, ultimi 120 secondi. De Crescenzo, palla deviata, colpo di testa di Fabinho, la palla addosso a Kaique,
Sfera è uscita e sarà calcio d'angolo. Il destro di Fabinho. Murato. De Crescenzo. Josema. Bolognino. Calcia Josema, Caì che dice di no. Titon. Bolognino non calcia. Titon riesce ad eludere l'intervento di Ercolessi. Ancora Titon. Josema. Fabinho. Josema. De Crescenzo. Fabinho. Bolognino sterza ma non calcia, fermato da Ercolessi. Squadre che torneranno in campo il prossimo weekend per la 19ª giornata, con la Roma che ospiterà nel derby Le Cositi Genzano. Gara cruciale invece per il Benevento, che sarà ospite dell'Active Network. Ancora De Crescenzo che è l'ultimo a mollare. Spazza via Dimas che non sta badando allo spettacolo. Josema, ultimo giro di lancette. Fabinho. Calcia Josema, poi la mette giù. De Crescenzo. Josema. Un po' complicato questo passaggio di ritorno che si spegne dalle parti di Caiche e quindi Ercolessi. Fallo di De Crescenzo su Dimas. Ormai siamo al tramonto con la Roma che sta per trovare la 6ª vittoria in trasferta. Sta per salire a 32 punti. Si avvicina invece la 5ª sconfitta consecutiva per il Benevento. Bolognino, Arbonio, Guerra. Pressato, ci riprova Caiche, che questa volta però calcia male. La tiene Arbonio, finisce qui al Palatedeschi, vince la Roma 1927 che batte 4-1 il Benevento, che registra il 5° KO di fila. La squadra di Reale invece sale a 32 punti in classifica e rimonta lo svantaggio iniziale di Josema e vince grazie alla doppietta di Dimas ai gol di Murillo e Isgro. È tutto dal Palatedeschi, ci risentiamo martedì 25 febbraio per la 20ª giornata per il turno infrasettimanale, quando qui al Palatedeschi arriverà il Napoli Futsal.